Attraverso il dialogo con il governo riusciremo ad evitare questa mazzata che francamente è eccessiva nei confronti di un comune e dei comuni veneti che si sono sempre comportati bene e sono stati rispettosi dei patti con il governo. Evitare la mazzata, questo l'obiettivo molto pratico di Mario Conte nella duplice veste di sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, nelle ore in cui si ritorna a parlare degli effetti della spending review sugli enti locali. Tagli, sempre tagli, da qui al 2028 il conto per la marca trevigiana è di 10 milioni di euro. Le tabelle ministeriali, per quanto ancora delle bozze, fissano solo per Casugana una sforbiciata da circa 330.000 euro all'anno. La simulazione che sta girando in questi giorni però non è ancora attuata, ci preoccupa molto perché avendo portato a casa parecchie risorse del PNRR noi avremo bisogno di più spesa corrente in futuro e non meno, e quindi questo andremo a ribadire al governo nelle prossime settimane. 130.000 euro il taglio per Conegliano, 85.000 per Montebelluna, 77 a Castelfranco, tutte spese correnti, sottolinea il primo cittadino Stefano Marconna, che però è più preoccupato come presidente della provincia. È inaccettabile e difficile da gestire, ma mi permetta, questa è quella comunale, quella provinciale sembra oscillare tra i due tagli da 1,5 milioni a 1,7 milioni, quindi indiscutibilmente non sarà molto difficile assorbirla questa, e quindi l'appello che si fa è quello di guardare altrove laddove ci sia bisogno di reperire risorse, ma non farlo attraverso gli enti locali. La sensazione è che passata la buriana elettorale a Roma inizierà la vera partita. Qui parliamo di risorse dei cittadini e servizi ai cittadini, cosa che noi non vogliamo né sacrificare né ridurre, e quindi andremo al colloquio con il governo.